Buonasera e benvenuti all'edizione serale del TG di Prealpina.it. In primo piano la politica. Roberto Maroni intende rinunciare alla candidatura a sindaco di Varese. La notizia non è ancora ufficiale, ma la Lega ha già avvertito in modo informale i suoi alleati. L'ex ministro e governatore della Lombardia non sarebbe più disposto a rappresentare il centrodestra nelle elezioni amministrative che si terranno in ottobre. Spunta quindi l'ipotesi della candidatura di Luigi Zocchi, 70 anni, farmacista notissimo in città anche perché da 30 anni è presidente di Federfarma. Zocchi non sarebbe nuova a esperienze politiche, perché tra il 94 e il 96 fu deputato eletto nelle liste del Popolo della Libertà. E ora la cronaca. Ritorniamo alla tragedia del Mottarone che domenica 23 maggio è costata la vita a 14 persone. Le telecamere di sicurezza della funivia hanno registrato ogni dettaglio dell'incidente. Il video dura un totale di 24 secondi e potrebbe essere utilissimo per ricostruire la dinamica della tragedia. Le immagini sono state acquisite dai carabinieri e sono agli atti dell'inchiesta della Procura di Verbania. Mostrano la cabina numero 3 con a bordo i 15 passeggeri che si accinge a entrare nella stazione. Sono le 12:12, come a notte negli inquirenti. A un certo punto si rompe una fune che provoca l'impennata della cabina e il suo conseguente ritorno a velocità non controllata verso il pilone 3. Lì la cabina precipita nel vuoto. La sequenza delle immagini sarà fondamentale per aiutare gli inquirenti a capire cosa abbia provocato la rottura della fune attraente, una delle due concause dell'incidente, insieme al mancato funzionamento del freno di emergenza per la presenza dei ceppi. Restiamo alla cronaca. Movimentato episodio nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno Centro di Piazza Cadorna, dove un trentenne originario del Marocco ha preso di mira un passante cercando di prendergli il portafoglio dove erano costituiti un totale di ben 1.700 euro. Ne è scaturita una colluttazione alla quale si sono trovati ad assistere alcuni ferrovieri e viaggiatori. Qualcuno ha telefonato ai carabinieri e nel giro di un attimo sul posto è arrivata una pattuglia del locale nucleo operativo radiomobile. Il nordafricano è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina. Per la sua vittima solo qualche lieve contusione, non è stato necessario il trasporto in ospedale. La reazione e il tempestivo intervento delle forze dell'ordine hanno risolto tutto nel giro di pochi minuti. E ora andiamo a Cerro Maggiore, dove davanti alla discarica che all'inizio degli anni 90 ha ospitato oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti arrivati da Milano, è iniziato un progetto di recupero che prevede la piantumazione di oltre 2000 piante. Nel video il servizio di Walter Todaro. Gli alberi piantati davanti al muraglione di contenimento della discarica rappresentano il primo passo per cercare di sanare una ferita che sul territorio è ancora aperta. La discarica ex Simec di Cerro Maggiore è stata voluta da Regione Lombardia nel 1991, quando Milano scoppiava di rifiuti e non si sapeva più dove metterli. In base agli accordi stipulati con la Regione per 3 anni nella cava Baraggia arrivarono tra le 1.600 e le 2.000 tonnellate di rifiuti ogni giorno. Una marea di rifiuti che fu interrotta soltanto grazie alla mobilitazione popolare, al sindaco Marina Lazzati che si mise addirittura a fare lo sciopero della fame. Nel 1994, grazie a queste mobilitazioni, l'afflusso di rifiuti fu ridotto a 900 tonnellate al giorno. Il 31 marzo 1996 il conferimento dell'ultimo sacco. Sotto la Baraggia sono sepolti oltre 2.250.000 tonnellate di rifiuti per un totale di 3 milioni di metri cubi. Come recuperare questo lotto è ancora un problema. Per il momento però gli alberi piantati davanti al muraglione rappresentano il primo tentativo di riportare la normalità in un territorio tormentato. Per chiudere, il punto sull'emergenza Covid. Ieri in Lombardia sono stati eseguiti oltre 39.000 tamponi che sono serviti per individuare 436 nuovi positivi. L'indice del contagio continua a migliorare e scende all'1,1%, 10 nuovi decessi, mentre ieri erano stati 6. Ricoveri sempre in calo tanto nelle terapie intensive quanto negli altri reparti. Negli ospedali della regione restano complessivamente circa 1.000 pazienti. Il lento ritorno verso la normalità ha permesso la chiusura del reparto Covid di Codogno. A breve è prevista anche la chiusura dell'ospedale di Fiera Milano. Venendo ai dati provinciali, a Milano sono stati individuati altri 131 casi. Al secondo posto Brescia con 65, terza Varese con 49. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguiti. La prossima edizione del TG di Prealpina.it è per domani alle 19. Una buona serata a tutti.